TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Intervento dei vigili del fuoco alle 12 di oggi, mercoledì 28 agosto, per spegnere l'incendio del rimorchio di un camion che trasportava materiale ferroso sull'autostrada A4 al chilometro 371 nel comune di Pianighe in direzione Venezia. Fortunatamente nessuna persona coinvolta. I vigili del fuoco giunti dalla centrale di Padova, Mira e Mestre hanno spento le fiamme sul rimorchio dopo che l'autista aveva già provveduto a sganciare la motrice. Sul posto la polizia stradale e gli addetti della società autostradale per la gestione del traffico. Causa in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. L'intervento è terminato alle 13:30. Cambiamo argomento. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, appresa la notizia della scomparsa di Palmiro Fonger, ha rilasciato la seguente dichiarazione. Sempre schietto e sincero, Palmiro non rappresentava solo la storia e l'impegno nel mondo della voga, ma riassumeva in sé le caratteristiche e le qualità di Venezia. A lui dedicheremo la regata storica di domenica prossima e in suo onore ci sarà un alzaremi ed osserveremo un minuto di silenzio. Inoltre listeremo al lutto i gondolini. Il Comune di Venezia, insieme alla famiglia e al mondo del remo, troverà occasioni per raccontare alle giovani generazioni la sua storia, assieme a quella degli altri campioni che ci hanno lasciato, come testimonianza autentica di amore per lo sport e la voga in particolare. Ancora cronaca. Una nuova ordinanza fissa le limitazioni agli orari dei pubblici esercizi al fine di tutelare la quiete e la vivibilità in alcune zone del centro storico di Venezia e della terraferma, identificate come aree calde della Movida. L'ordinanza dispone fino al prossimo 31 ottobre alcune misure per conciliare il diritto dei residenti alla quiete e al riposo nelle ore notturne con le necessità delle attività economiche, che spesso hanno a che fare con la clientela rumorosa. Gli spazi interessati sono la zona pedonale ZTL nel centro di Mestre, Campo Santa Margherita e vicinali, Campo Bella Vienna e zone limitrofe, zona di fondamenta degli Ormesini, Tolete e vicinali, Bari e vicinali, Via Garibaldi e vicinali, Piazzale Roma e zone limitrofe, Corte dei Pali, Giatestori e Campo Santi Apostoli, Campiello del Remer. In concomitanza con la mostra del cinema e del conseguente aumento del traffico acqueo, il Servizio Sicurezza della Navigazione ha intensificato i controlli per il rispetto della normativa in materia di navigazione nei canali del centro storico, con pattuglie dotate di apparecchiatura telelaser per il rilevamento della velocità. In particolare sono stati tenuti sotto controllo il bacino San Marco, il Canal Grande, canale di Cannaregio e rii secondari mediante l'impiego di pattuglie che hanno proceduto ad accertare la commissione di 63 violazioni amministrative. Sono state attivate postazioni telelaser al fine di svolgere una funzione di prevenzione al fenomeno del moto ondoso, rilevando comunque 33 violazioni per superamento dei limiti di velocità. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.